I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Casina dei Fiori. Fu un teatro estivo all'aperto, in via Caracciolo, inaugurato nel 1938. Gli anni di maggior splendore li ebbe dal 1940 al 1943, quando fu rivelato da Amedeo Campione, che ne fece un locale di prim'ordine. Il pubblico era elegantissimo. Il varietà, con vedette internazionali, si alternò all'operetta, alla rivista e alle audizioni di nuove canzoni. Requisita dalle truppe di occupazione, la Casina dei Fiori rimase inattiva per via dei gravi danni che subì durante la guerra. Nel 1945 fu acquisita dal Comune di Napoli e negli anni, con gestioni diverse, si svilupparono saltuari spettacoli di rivista e di varietà. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate